Noi dobbiamo accettare la lezione di quelle regioni virtuose come ad esempio il Veneto, che hanno pensato nel tempo a un sistema di salute pubblica ben coordinato e ben organizzato. Quindi ci vuole tempo per investire sul territorio, ci vogliono fondi, soprattutto ci vogliono risorse umane. Ospite del presidente Zaia nella sede della Protezione Civile regionale di Marghera, Carlo Santucci è un medico di 34 anni che ha vissuto l'emergenza coronavirus al pronto soccorso di Campo San Piero. Originario del Lazio, è arrivato in Veneto grazie al bando della regione per formare e poi assumere 500 medici, giovani professionisti che hanno affrontato l'emergenza in prima linea. La medicina è una missione, non è una professione, quindi lo si fa per sentimento. Non vogliamo nulla se non quello che ci spetta, cioè ricevere una formazione e soprattutto fare in modo che lo Stato avvalli le proposte virtuose delle regioni come il Veneto, che da anni si battono per la formazione indipendente. Appena un mese prima del suo arrivo, meno di un anno fa, Santucci ha salvato la vita ad una giovane mamma colpita da infarto su un treno, praticandole il massaggio cardiaco per 40 minuti, un gesto che gli era valso la nomina a Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del presidente Mattarella. Sicuramente la più grande energia, la più grande carica me l'ha data vedere quella bambina che stava piangendo per la mamma e non potevo assistere a una situazione così ingiusta, quindi dovevo cercare di fare il mio meglio e per fortuna che il mio meglio poi è coinciso con la salvezza della signora.